due, siamo un gruppo giovane formato da gente sia di piazzola sia esterni. Il nostro gruppo si cimenta in una serie di musiche e di generi che spazia dalle marce, quindi musiche tradizionali, a musiche originali per banda, a musica pop e colonne sonore. Questa qui al Festival della Musica Attiva è la nostra seconda partecipazione. Siamo contenti di esserci perché visto che abbiamo riscosso un buon successo l'anno scorso, pensiamo di riuscire a fare la stessa cosa. È un coro polifonico ad organico misto con una cinquantina di elementi che esegue polifonia sacra, profana, antica e contemporanea e anche brani internazionali e canto popolare. È un coro che ha 40 anni di vita quest'anno, fondato nel 1971, e siamo profondamente onorati di partecipare a questa bellissima manifestazione e in questa cornice stupenda, veramente meravigliosa di questa villa mozzafiato, e cantiamo nel Salone delle Conchiglie su invito del maestro Paolo Piana, a cui ci lega una lunga amicizia. Siamo veramente entusiasti della manifestazione, anche perché c'è molta gente, ci sono dei gruppi di ottimo livello e noi ci sentiamo veramente onorati di poter partecipare a questa manifestazione.
abbiamo ricevuto questo prestigioso invito, quindi il nostro turno è alle 19, quindi con un concerto corale con pianoforte e soli, la Missa Brevis di Zoltán Kodály. Nato all'inizio del Novecento e la prima parte della sua vita di compositore è affine a quella di Sono molto contento di poter essere per il secondo anno a questa rassegna, a questa festa della musica. Questa serata con il coro Mortalis Satis noi potremo ulteriormente festeggiare i 40 anni del coro che abbiamo ufficialmente compiuto la settimana scorsa, e quindi poter essere e riproporre il concerto dei nostri 40 anni è un momento che ci dà grande soddisfazione. Oltre al fatto di poter essere nella rassegna in cui si sono esibiti cori e complessi veramente prestigiosi. È stato veramente un momento di incontro in cui è stato possibile vedere e sentire gruppi che altrimenti non si sarebbero mai potuti sentire nell'ambito di 2 giorni. Quindi una bellissima iniziativa che speriamo possa continuare e arricchirsi nel tempo.
Si è appena conclusa la terza edizione della Festa della Musica Attiva a Piazzola sul Brenta in Villa Contarini. Diciamo che l'esperienza di quest'anno è stata ancora più gratificante, avendo fatto tesoro delle edizioni precedenti, delle cose magari che non sono funzionate del tutto. Abbiamo avuto un'affluenza di gruppi ancora maggiore. Quest'anno addirittura 2 gruppi dalla Slovenia di altissimo livello, come di altissimo livello sono stati anche tutti gli altri gruppi che si sono avvicendati in questi 2 giorni, da sabato mattina a domenica sera, a quest'ora. Io devo ringraziare in modo particolare la Regione Veneto, che ha dato la disponibilità della villa alla Fondazione Ghirardi, tutti i collaboratori del coro Città di Piazzola sul Brenta che si sono resi disponibili per questi 2 giorni ininterrottamente, e mi permetto di dire che l'anno prossimo sicuramente sarà un evento ancora più grande, quindi un arrivederci all'anno prossimo, alla 4ª edizione.